Andrea Marungiu, oggi è una giornata davvero bellissima, sia per te che per il sodalizio bianco-blu, visto e considerato insomma la notizia che è arrivata nella serata di ieri. Il Carbonia da oggi è ufficialmente nel campionato nazionale dilettanti e tu sei stato un grandissimo protagonista in questa stagione. Sì, una bellissima notizia, aspettavamo da tempo. Una grandissima soddisfazione, sicuramente se è piaciuto a me, ma come a tutti, soprattutto i giocatori, chi vive sul campo e la dirigenza, vincerlo sul campo. Questo non è avvenuto per i motivi che sappiamo, però stavamo andando alla grande. Eravamo a più 6 dal Castiadas, eravamo in una grandissima forma, avevamo più 6 ripeto dal Castiadas e quindi nel giro di ritorno avevamo fatto 7 vittorie e un pareggio, la squadra stava andando alla grande. Sono soddisfatto, orgoglioso sicuramente del lavoro che ho fatto, che abbiamo fatto come staff. Devo ringraziare la società della fiducia e i ragazzi che ci hanno seguito. Abbiamo fatto grandi cose insieme per poter riportare dopo 30 anni il Carbonia in Serie D meritatamente, quindi una grandissima sicuramente soddisfazione personale ripeto, dello staff, della società e dei ragazzi aver riportato il Carbonia in Serie D. E sicuramente, anche se non abbiamo vinto sul campo, è meritata la vittoria e rimarremo nella storia del Carbonia Calcio. Considerando il fatto che tra l'altro in questa stagione hai vinto anche la Coppa Italia regionale, importante, il primo trofeo del Carbonia non è mai accaduto nella sua storia, e poi anche una bellissima esperienza a carattere nazionale con il confronto contro il Monterotondo, tra l'altro un po' il doppio confronto, un po' di sfortuna per i biancoblù che forse avrebbero meritato il passaggio del turno in quell'occasione. Sì, la Coppa Italia è una grandissima soddisfazione, eravamo tutti commossi, soprattutto chi in questi anni ha sofferto, ha perso come me, come la società e qualche giocatore, 2 finali di Coppa Italia in promozione. Abbiamo vinto la Coppa Italia di eccellenza, è stata una bellissima cosa, non era mai successo nella storia del Carbonia Calcio per quanto riguarda la Coppa Italia, e col Monterotondo avevamo fatto molto bene. Forse fuori casa abbiamo concesso qualcosa in più, ma la partita di ritorno avevamo fatto una grandissima prestazione, che poi è l'ultima partita ufficiale di questa annata. L'avevamo vinto 1-0, abbiamo preso il palo per fare il 2-0. La squadra aveva giocato benissimo, avevamo messo sotto il Monterotondo, che è un'ottima squadra, l'ha dimostrato. Peccato per il passaggio del turno, ma ne siamo usciti a testa altissima. Ecco Andrea, per quanto riguarda invece il campionato, l'ultima gara giocata insomma prima del blocco del campionato proprio causa Covid, una vittoria straordinaria ad Uri. In quell'occasione io avevo detto questo Carbone certamente giocando in questa maniera vincerà il campionato sul rettangolo di gioco, perché ormai giocavate veramente ad occhi chiusi, oggi lo possiamo dire. Sì, mi sa che l'ho detto prima, eravamo in una condizione fisica e mentale straripante, lo vedevo dagli allenamenti, dallo stato di forma della squadra e soprattutto la domenica. Siamo andati a vincere a Uri, che era una delle squadre più in forma in quel momento, che aveva fatto 11 vittorie e una sconfitta solo a Monastir, era andata a vincere la settimana precedente a Castiadas. Siamo andati a vincere a Lipunti, che è un campo difficilissimo, abbiamo vinto la Ferrini, che è una squadra sempre tosta. Eravamo in uno stato di forma importante, ogni partita facevamo anche diversi gol, e quindi sì, eravamo proprio nella scia giusta per vincere il campionato. Insomma, il Castiadas tra l'altro era un'ottima squadra, allestita appositamente per vincere questo campionato, e il Carbonia, insomma, bisogna dar merito, il Carbonia va a 6 punti di vantaggio proprio sulla corazzata Castiadas nel momento in cui c'è stato lo stop al campionato. Momenti bui ci sono stati in questa stagione? Ma sì, anche quando si vincono le partite comunque nasce sempre qualche piccolo problema. Il periodo più buio sicuramente la sconfitta a Castiadas, che è l'unica sconfitta del campionato. Arrivavamo lì primi in classifica, è una partita strana, dicevamo 2-0 e nel giro di 20 minuti abbiamo subito 4 gol, abbiamo vinto 4-2, abbiamo perso 4-2. E il giorno comunque è stata una giornata triste, che ci ha fatto pensare, ci ha fatto riflettere un po' tutti. C'è stata la pausa natalizia
e poi comunque la squadra, tutti noi ci siamo ripresi subito perché siamo andati a Nuoro a vincere, che in quel momento era prima in classifica, e abbiamo vinto meritatamente contro la Nuorese 2-1, e da lì è ripreso quella fiducia, autostima da parte di tutti quanti per proseguire a vincere più partite, e l'abbiamo fatto alla grande vincendone, come ho detto prima, 7-8 nel giorno del ritorno. Insomma, adesso naturalmente è il momento dei festeggiamenti, peccato non ci sia la possibilità di festeggiare direttamente allo stadio, ma ricordiamo gli ultra del Carbonia, no? I briganti sono stati davvero straordinari, non solo in questa stagione, ma ormai da tantissimi anni, dobbiamo dirlo. Vi hanno seguito addirittura anche facendo grandi sacrifici nella partita a Roma, insomma un bel ricordo quello dei briganti, e bisogna assolutamente testimoniarlo quest'oggi. Sì, non lo faccio solo adesso, l'ho fatto anche in altre situazioni, anche mi è capitato su Facebook, anche personalmente in privato, nei confronti in particolare di Damiano Basciu, che è il promotore, il capo dei briganti. E non solo quest'anno, l'hanno dimostrato anche quando eravamo in promozione, ci hanno sempre seguito, sono sempre stati presenti, sia la domenica e anche poi qualche allenamento. È una forza in più che danno sicuramente ai giocatori quando entrano in campo, perché sentire il coro incessante di questi ragazzi straordinari per 90 minuti sicuramente è un aspetto in più positivo. E poi quest'anno era bellissimo che dopo ogni partita, e per fortuna ne abbiamo vinto tante, andavano sotto la tribuna, sotto comunque i briganti, a cantare con loro la loro canzone, quindi era un momento, io li guardavo distaccato tra virgolette, era un momento emozionante perché mi piaceva moltissimo questa cosa, quindi complimenti ai briganti per tutto ciò che hanno fatto e stanno facendo. Ecco Andrea, siamo qua nella tua bellissima casa, intanto i miei complimenti nel tuo bellissimo giardino, hai la divisa del Carbonia Calcio, questa è a dimostrazione che sei veramente attaccato alla società. Prossima stagione si gioca in Serie D, naturalmente tutti i tifosi ti vogliono vedere seduto in quella panchina dello Stadio Zoboli. Grazie per i complimenti per la casa, sì, l'ho messa apposta comunque la magliettina del Carbonia, perché comunque personalmente ho fatto 4 anni, ho dato tanto ma ho ricevuto tanto da Carbonia, dai dirigenti, dalla società, dai giocatori stessi in questi anni, da persone come voi, come te, dalla popolazione. Io ho studiato a Carbonia, ci ho giocato a Carbonia, per me Carbonia è una seconda casa perché ho anche tanti amici, quindi per il prossimo anno si vedrà la società che intenzioni ha. Se mi dovesse confermare, se ci mettiamo d'accordo, non bisogna dare niente di scontato, perché giustamente ognuno poi tra virgolette deve fare i propri interessi. Sicuramente l'abbiamo conquistata sul campo la Serie D, ma non è detto che poi per forza uno deve allenare o giocare in Serie D, quindi sicuramente sarebbe piacevole fare la D. Io ho fatto il primo anno in eccellenza, è andata bene. Fare la D sicuramente mi piacerebbe, perché è tanti anni che non faccio la D, l'ho fatta da giocatore tantissimi anni fa, e quindi se c'è questa opportunità di riallenare col Carbonia in D sarebbe sicuramente una cosa splendida. Andrea, davvero ti faccio i miei migliori auguri per il tuo prossimo futuro, come abbiamo detto, insomma, augurandoci di ritrovarti ancora nella prossima stagione targata 2020-2021 alla guida del sodalizio minerario, e ti ringrazio per la tua disponibilità sempre nei miei confronti. Grazie a te, alla prossima. Ciao Andrea. Grazie.